Spento ieri sera a Mestre un 79enne ricoverato in terapia intensiva e positivo al Covid-19, ma complessivamente a livello nazionale frenano i contagi in netta discesa. L'odissea sanitaria di Lucrezia, neomamma di 24 anni di Spinea e del suo bimbo di 4 mesi, da un mese con febbre, tosse e otite, non riusciamo a guarire, racconta la giovane mamma. Il presidente della regione Luca Zaia ha annunciato l'aumento di posti di terapia intensiva in Veneto, un programma cioè già ribadito e sarà presentato a breve pubblicamente. Fino a 50 milioni di euro al mese le perdite calcolate dagli agricoltori veneti con l'emergenza coronavirus, il dato emerso al tavolo verde con le associazioni di categoria. Appello online, lezioni in streaming per non perdere la scuola, accade a Mestre, modello mutuabile ad altri istituti, lo dice l'assessore regionale di reparto Elena Donazzan. Un altro componente della baby gang è stato portato in carcere per una serie di reati commessi nel 2018, si tratta di un ventenne residente a Favaro Veneto. Piazza San Marco siete voi, l'aperitivo lo offriamo noi, lo slogan dell'iniziativa da stasera per tutto il mese di marzo, iniziativa per fronteggiare la crisi da coronavirus. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque in anteprima ora alcuni aggiornamenti sulle persone contagiate da coronavirus, perché salgono a 333 i casi nel Veneto, 26 in più rispetto a questa mattina. 81 sono le persone ricoverate, di queste 19 si trovano in terapia intensiva e 5 sono le vittime fino ad ora. E proprio una nuova vittima da coronavirus è un 79enne che era ricoverato in terapia intensiva all'Angelo di Mestre. Sentiamo. Dalle scorse ore sale a 3 il totale dei decessi in Veneto collegati all'infezione da Covid-19. Una persona è deceduta all'ospedale di Mestre. Si tratta di Umberto Pavan, 79enne che risultava contagiato dal coronavirus ed era ricoverato in terapia intensiva. Al momento, tra i casi accertati nel territorio di competenza della ULSS 3, sono 16 le persone ricoverate, nello specifico 7 a Mestre, 8 a Venezia, 1 a Milano. A questi si sommano una trentina di contatti, in gran parte sanitari, positivi ai test, ma non sintomatici. Sono saliti a 307 i casi confermati in tutto il Veneto, 16 in più rispetto al bilancio di lunedì sera. I ricoverati nella regione sono 68. Ed ora il racconto di una giovane mamma di Spinea che con il suo bimbo di appena 4 mesi vorrebbe curarsi ma non sa come fare. Da inizio febbraio non sappiamo come debellare febbre, forte raffreddore e otite, dice. Il bambino sta male e tu lo porti la prima volta dove? In ospedale a Milano, e dove mi dicono che ha un principio di otite e aveva poca febbre, 37,2, quindi aveva poca febbre, però aveva questo forte raffreddore, questo otite, aveva male all'orecchio, piangeva e mi danno un antibiotico per il bambino. Chi parla è Lucrezia Rossetto, 24 anni a maggio. Dalla sua casa di Spinea, dove si trova in quarantena volontaria con il suo bimbo di soli 4 mesi, racconta la sua odissea sanitaria che va di pari passo con quella del suo piccino. Tutto inizia in tempi non sospetti da coronavirus. Siamo ai primi di febbraio scorso. L'ho detto alla pediatra e la pediatra mi ha detto di riportarglielo il lunedì. La domenica il bambino stava male e quindi, almeno secondo me stava male, e quindi l'ho portato in ospedale all'Angelo. Rimpallata con il neonato da un ospedale all'altro per conoscere il perché della malattia, ad oggi ancora senza una diagnosi, racconta. E all'Angelo l'hanno controllato ma non l'hanno fatto vedere dall'ottorino come mi aveva detto la pediatra e mi hanno detto che stava bene, che non aveva più questo otite. Ma secondo me non è guarito del tutto, perché l'orecchio continua a grattarselo, continua a lamentarsi, a tirarselo, e quindi ad oggi non so se ha ancora un po' di otite, se sta male o se è guarito totalmente, insomma.
Nel frattempo si ammala anche lei, la mamma. I sintomi sono quelli noti: febbre, raffreddore, mal di gola, respiro affaticato. Siamo al 16 di febbraio. Lucrezia chiama il suo medico di base, ma c'è la segreteria telefonica. Il medico la richiamerà dopo ben 5 ore. Dicendomi che lui non mi poteva visitare dato il momento storico e che io avrei dovuto prendere un antibiotico. Ma lei sta ancora allattando e questo antibiotico non va bene, così a notte fonda si rivolge ai consigli del suo ex medico di base che le cambia antibiotico. E qui scatta il dubbio: ma non si era detto che l'antibiotico non serve? Si domanda Lucrezia, che a questo punto in autonomia segue un'altra strada. Io ho provato anche a chiamare i numeri, il 1500 e il numero verde che era stato istituito dalla Regione Veneto, ma il 1500 non ha neanche risposto. C'era un messaggio in cui dicevano che date le troppe telefonate bisognava riprovare più tardi. Io ci ho riprovato per ben 3 ore, ma non ho avuto risposta, mentre il numero verde mi ha tenuto in linea per 1 ora e dopo ha buttato giù e non ho ricevuto risposta neanche là. Concludendo, lei e il bimbo a distanza di meno di 1 mese stanno ancora male e nessuno tra i medici di base l'hanno richiamata per sapere come va. Sì, io sto prendendo l'antibiotico, sono a casa, vedo quando mio figlio sta male o ha qualche problema. Lui continua a grattarsi l'orecchio e per me ha male l'orecchio. Ed ora le parole del presidente Luca Zaia: è importante l'aumento di posti di terapia intensiva per ogni evenienza. Sentiamo. Il presidente Zaia ha annunciato l'aumento dei posti di terapia intensiva in Veneto. Un programma c'è già, ribadito, e sarà presentato a breve pubblicamente in maniera visibile a tutti. Abbiamo 464 postazioni già in essere, parte delle quali ovviamente occupate anche per l'attività ordinaria, cioè il trapianto piuttosto che particolari patologie. Dall'altro abbiamo un progetto di incremento importante dei posti di terapia intensiva, lo facciamo dal punto di vista prudenziale, non è detto e spero che non si utilizzeranno mai, però è giusto, come deve essere fatto, prepararsi al tutto. Da subito ci siamo attivati. La verità è che sul mercato poi il tema dei macchinari è un tema che langue, nel senso che non c'è poi tutta questa disponibilità, come è accaduto con la partita delle mascherine e quant'altro. Zaia ha anche annunciato il lavoro che sta svolgendo insieme ai governatori di Lombardia ed Emilia-Romagna a sostegno dell'economia. Stiamo redigendo un progetto di richieste comuni che verrà presentato domani alle 16 al Presidente del Consiglio. Saremo in collegamento io e il collega Fontana e probabilmente anche Bonaccini, adesso non lo so con chiarezza, ma comunque avremo domani alle 16 l'incontro col Presidente del Consiglio. Ecco, ci possono essere delle anticipazioni, qualcosa riguardo a queste richieste comuni? Guardi, anticipazioni, noi chiediamo da un lato misure straordinarie per le imprese, per il mercato e per tutto quello che sta accadendo, e dall'altro la necessità ovviamente anche di avere investimenti importanti sul fronte anche dei mercati internazionali. E nel fronteggiare gli aspetti sanitari ed economici conseguenti anche alle misure messe in campo per fronteggiare il coronavirus, il Presidente ribadisce: dobbiamo guardare in faccia la realtà, è un virus, lo stiamo affrontando, dobbiamo diminuire il contagio semplicemente utilizzando delle regole, diciamo, che sono ormai note a tutti, che sono quelle di non andare in luoghi affollati, che sono quelle di mantenere la distanza di almeno 1 metro nel parlare con le persone, e che sono anche la volontà ovviamente di seguire tutte le indicazioni che abbiamo avuto, tipo quelle igieniche, di lavarsi spesso le mani o di starnutire utilizzando il gomito e quindi il braccio e molto altro ancora. Ed ora l'appello degli agricoltori veneti riunitisi questa mattina al tavolo verde convocato dalla Regione. Manca la manodopera, ci sono perdite per milioni di euro, bisogna agire subito. Oggi la necessità era innanzitutto di far presente alla Regione, che poi porterà nei tavoli istituzionali nazionali, che occorre intervenire immediatamente sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista mediatico, e quindi tranquillizzare il consumatore che i nostri prodotti agricoli sono sani, sono salubri, quindi le speculazioni che stanno avvenendo, e poi da un punto di vista di interventi di misura a sostegno economico, quale ad esempio le moratorie sui mutui a livello contributistico, di sostegno alle nostre aziende che oggi stanno
subendo danni importanti, parliamo nell'ordine del 30-40%. Le perdite calcolate dagli agricoltori veneti con l'emergenza coronavirus sono consistenti, fino a 50 milioni di euro al mese. Dato è emerso al tavolo verde presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura con le associazioni di categoria. La maggior parte delle perdite è concentrata nell'area rossa, dove sono ancora intrappolate circa 200 aziende agricole, che coltivano 600 ettari vocati alla viticoltura e olivocoltura, con un indotto turistico notevole. Grande preoccupazione per il futuro è anche che i prodotti nostri, i prodotti alimentari, il vino, non vengono bollati come prodotti che possono portare il coronavirus. Questo sta emergendo, per cui la grossa campagna che dobbiamo fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, è dire che il prodotto food, il prodotto vino, è un prodotto che è sano, è un prodotto che non è aggredito dal virus, per cui no a tutti quelli che stanno iniziando a chiedere certificazioni coronavirus free. Ad aggravare la situazione c'è poi la mancanza di manodopera straniera nei campi, richiamata nei paesi d'origine, cui si intende intervenire attraverso il ripristino di voucher. Anche i lavoratori che assistono e ricordo sono quasi 50.000 quelli che vengono a lavorare stagionali nella nostra agricoltura veneta anche da altri paesi non vogliono più arrivare, quindi chiederemo al governo che rintroduca i voucher, quelli semplici, quelli da 10 euro all'ora per i nostri pensionati, per i nostri studenti, per i nostri disoccupati, in modo che troviamo manodopera e sia manodopera nostra che venga sui campi o nelle serre quando c'è ora di raccogliere l'asparago oppure l'insalata o le fragole. Dunque scuole chiuse per il coronavirus come sapete, ma a Mestre in un istituto salesiano si fa lo stesso lezione ma in streaming. Scusi l'intrusione, ma lei sta insegnando adesso di fatto? Certo, sto insegnando una lezione di chimica, stiamo ragionando un po' sugli atomi, isotopi, quindi un argomento un po' ostico per i nostri ragazzi, però ci stiamo provando. A scuole chiuse le lezioni vanno avanti, accade a Mestre in un istituto salesiano. Qui l'appello si fa online con studenti e professori tutti collegati in streaming. Allora, prova a dirmi che punti ti sei calcolata per la seconda retta. 0, 1 e 2, quindi hai ottenuto 3 ordinate. In aula presente anche l'assessore regionale di reparto. Spiega come il modello potrebbe essere mutuato presto anche per altre scuole. Noi vorremmo questo perché facciamo di necessità virtù e proviamo anche a cogliere l'occasione di immaginare il futuro così. Un futuro che però oggi in Veneto già è in grado di dare risposte evidenti, oggettive. La formazione a distanza, che noi comunque nella scuola vorremmo tornare ad una normalità di una classe vociante, di ragazzi che si stringono le mani e che stanno insieme, però non si deve lasciare del tempo, non può essere tempo perso, e quindi anche la formazione professionale come regione noi stiamo valutando e monitorando di poter proprio riconoscere anche questo tipo di modalità. Modalità per la quale gli studenti, sebbene siano a casa o seduti comodamente altrove, agiscano utilizzando gli stessi principi di come quando siano fisicamente seduti ai banchi. Si sentono scontrollati anche a distanza, addirittura qualcuno chiede se può andare in bagno, cosa stranissima. Però devo dire che è una bella attività, e però ci mancano i nostri ragazzi, questo sì. Quindi questa è una situazione molto complessa, i ragazzi sono in classe di fatto anche se dalle loro case, gli insegnanti sono in classe ma in classe vera sono qui, c'è un modello organizzativo di tutta la parte della segreteria amministrativa di questa scuola che ha lavorato anche la domenica e li ringraziamo per fare questo complesso, questo modello organizzativo, e la Regione del Veneto che ha ispezionato. Oggi la mia è stata solo una visita di cortesia. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al coronavirus, andiamo avanti con la cronaca. Un altro componente della Baby Gang è stato portato in carcere per una serie di reati commessi nel 2018. I carabinieri di Favaro Veneto hanno arrestato un 20enne italiano nato a Cuba appartenente alle cosiddette Baby Gang che negli ultimi anni si sono rese protagoniste di una serie di reati tra Venezia e Mestre. Nello specifico era stato colpito da un ordine di carcerazione del Tribunale per una serie di furti aggravati e in concorso commessi a Mestre nel 2018.
Il giudice ha quantificato la pena da scontare in carcere in più di 4 anni e mezzo, più una multa di circa 2.000 euro. Una volta arrestato, i carabinieri l'hanno portato nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, nonostante una forte resistenza da parte del ventenne, che li ha spinti e strattonati. Un tentativo inutile che gli è costato anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Nel mese di febbraio la Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 4 imbarcazioni utilizzate per il trasporto abusivo di turisti in città. I conducenti, uno dei quali si improvvisava anche guida turistica senza titolo, sono stati multati per un totale di circa 20.000 euro. In particolare nel corso del periodo di carnevale militari della sezione navale e del primo nucleo operativo metropolitano hanno effettuato numerosi controlli sequestrando 2 natanti di diporto. È stato grazie all'aiuto dei turisti che hanno potuto delineare il modus operandi dei trasportatori abusivi. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, i conducenti acquisivano clienti attraverso la pubblicità su note piattaforme web. In altri casi venivano adescati direttamente sulle rive grazie all'aiuto di complici. Le 2 imbarcazioni, oltre a circolare senza avere a bordo alcun tipo di documento, non erano neppure coperte da assicurazione. Uno dei 2 conducenti, inoltre, oltre al trasporto irregolare, forniva anche un servizio di guida turistica abusiva al costo di 50 euro a persona senza averne competenze e autorizzazione in materia. Ed ancora cronaca con un 22enne a cui la polizia municipale ha elevato una multa di 6.000 euro. Il furgone non era assicurato e il conducente non aveva mai conseguito la patente. Ha inanellato una pesante serie di infrazioni un giovane pakistano di 22 anni fermato nei giorni scorsi dalla polizia locale Postumia Romana a Breda di Piave. Il ragazzo, residente in provincia di Venezia, stava guidando il furgone come se niente fosse. Gli agenti hanno verificato che il mezzo non era assicurato, ma la sorpresa maggiore l'hanno avuta quando hanno chiesto al 22enne la patente. Il giovane non è stato in grado di fornirla e lì per lì i vigili hanno pensato che l'avesse scordata a casa e invece non l'aveva mai conseguita. Risultato: furgone sequestrato e multe per quasi 6.000 euro. Incontro oggi tra i rappresentanti dei sindacati CGIL e CISL-UIL e la commissaria per il completamento del Mose Elisabetta Spitz. Le fatture arretrate sono state pagate. Il provveditorato ha pagato le fatture in giacenza. L'ha dichiarato la commissaria per il completamento del Mose Elisabetta Spitz durante l'incontro con i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL. Inoltre, spiegano i sindacati, vista la difficile situazione di cassa in cui versa il Consorzio Venezia Nuova, è stato deciso di garantire la liquidità necessaria. Quindi, secondo quanto rilevato dal commissario ed intesa con il provveditorato e il Ministero dei Trasporti, ci sono le condizioni per terminare l'opera con le necessarie risorse. I sindacati hanno anche chiesto di avviare una discussione sul futuro dei lavoratori e delle aziende, Consorzio Venezia Nuova, Tetis e Comar, a cominciare dal periodo necessario alla conclusione dei lavori. Intanto proseguono le prove di sollevamento delle barriere. Stamattina si è svolto senza intoppi l'innalzamento dell'intera paratoia alla bocca di porto di Lido San Nicolò, composta da 20 dighe mobili. Le operazioni sono iniziate alle 10:30 e gradualmente le dighe sono uscite fino al completamento della barriera intorno alle 12. Le attività storiche di Piazza San Marco lanciano un appello e un'iniziativa per ripartire, invitando i veneziani e tutti gli ospiti della città a un aperitivo, in particolare nei caffè lungo le procuratie nuove e vecchie, tra le 17 e le 20 ogni giorno fino a fine marzo. Per ogni drink acquistato uno verrà offerto. Piazza San Marco siete voi, l'aperitivo lo offriamo noi. È lo slogan dell'iniziativa ideata dall'Associazione della Piazza in collaborazione con il Gran Caffè Florian, il Gran Caffè Lavena, il Gran Caffè Quadri, il Caffè Aurora, il Caffè Chioggia e la gelateria alla Todaro, con il supporto del Comune e di Vela. I dipendenti ed i collaboratori dei 6 locali attenderanno i clienti per brindare uniti alla ripartenza di Venezia, spiegano. Questo è solo una delle iniziative di un progetto più ampio che vedrà coinvolta Piazza San Marco e tutta l'area marciana. Siamo arrivati al termine. Io vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato.
Questa per noi era l'ultima notizia, vi ricordo fra qualche minuto l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio e nella giornata di mercoledì 4 marzo il tempo tornerà ad essere più stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con qualche residua ed occasionale pioggia. Andrà meglio invece a partire dal pomeriggio con fenomeni in cessazione e sole via via prevalente. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo qualche piovasco a inizio giornata, poi tempo più asciutto e maggiormente soleggiato. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime invece vedete sui 12 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime fino a 11-12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.